una passione per i capelli? Sì. Come mai hai deciso di seguire questo percorso? Cosa ti aspetti? Mi aspetto tante cose positive perché alla fine è un bel lavoro e Il tuo sogno è aprire un salone un domani? sì. Ilenia è una delle tante allieve del corso per operatori al benessere del centro di formazione ENAIP di Porto Viro, in provincia di Rovigo, che potranno mettersi in gioco professionalmente lavorando in un reale centro estetico durante la formazione. Anche in Polesine ENAIP apre un'impresa formativa, esempio di quel sistema duale che permette di imparare lavorando, già operativo in Veneto in ambiti come la ristorazione, la meccanica, il restauro. Qui hanno contatto con un cliente vero a tutti gli effetti, la responsabilità che i ragazzi si sentono non è una responsabilità simulata ma è vera, perché il cliente paga il servizio e se non è soddisfatto lo dice, non prendono la nota, forse è peggio un giudizio di un cliente vero che gli dice sono soddisfatto o non sono soddisfatto. Noi abbiamo visto veramente dei ragazzi mettere in atto le conoscenze che non sembravano aver acquisito in aula ma che invece avevano assimilato, e nel momento in cui si mettono di fronte alla situazione, al bisogno di tirarle fuori, devo dire che sono uscite delle esperienze veramente molto molto qualificanti da parte dei ragazzi. È proprio un lavoro, quindi ci si mette in gioco. Questo tipo spaventa? No, non mi spaventa, ti aiuta a crescere. Un'azienda, il centro benessere Liad, inaugurato ad Adria, che nasce dal connubio tra Former, l'impresa sociale di ENAIP Veneto, l'ente per la formazione professionale, Paolo Bordino, un imprenditore alberghiero sensibile a questa opportunità, e la Fondazione Cattolica Assicurazioni. Sono 9 i centri di formazione dedicati all'estetica e al coiffeur, fucine di allievi che si alterneranno per una formazione diretta a contatto con il cliente proprio nel centro di Adria. È un centro di riferimento, vuole essere proprio un modello e io mi auguro che lo diventerà ancora di più in futuro, perché abbiamo intenzione proprio che diventi un centro pilota come aggiornamento per la formazione e la qualificazione delle estetiste e delle acconciatrici del Veneto. In questo momento tu fai la cliente, stai comoda così infagottata? È molto comodo stare qua. È quasi più comodo farsi questo trattamento che farlo alle persone. Sì, no, questo ovviamente è vero. È molto piacevole ricevere dei trattamenti così. La formazione diretta, imparare lavorando, è un metodo per accorciare le distanze tra scuola e azienda, un approccio regolamentato anche da leggi regionali, ma già recepito dalle imprese. Le imprese hanno capito che questa è l'unica strada, grande relazione tra istituzione, tra operatori della formazione e tra mondo dell'impresa. Che consigli dare a noi donne per curare il nostro aspetto? Beh, innanzitutto bisogna volersi bene, nel senso guardare sia l'aspetto interiore che esteriore, quindi sicuramente un'ottima cura del nostro corpo ci permette di stare bene anche quando siamo in rapporto con gli altri. Quanto è una soddisfazione vedere che le persone che si sottopongono ai trattamenti poi stanno meglio, si sentono più belle fuori e dentro? È molto piacevole, anche perché il loro star bene diventa anche il mio. Ragazze che conoscono la propria professione puntano a diventare imprenditrici, magari anche facendo qualche esperienza all'estero. Cioè bisogna anche decorare la propria acconciatura? Sì, in particolare anche quest'estate vanno molto capelli raccolti e sta ritornando anche di moda la permanente, un capello riccio, molto selvaggio e anche mosso, ondulato oppure chignon raccolti. Giorgia, la parrucchiera può essere un mestiere in movimento, io so che tu hai un sogno, se non sbaglio. Sì, io vorrei lavorare su una nave da crociera perché oltre al mio lavoro mi piace anche molto girare, quindi conciliare queste due cose sarebbe il mio sogno, perfetto.